Buonasera, alle principali notizie. Sequestrati beni per 2,5 milioni di euro, l'ex rettore di Messina, Salvatore Cuzzocrea, indagato per plurimi reati di peculato. L'inchiesta per uso privato dei fondi dell'Ateneo, anche per partecipare a concorsi ippici. Ad Aragona, nell'Agrigentino, la storia di Gloria, violentata a 11 anni. Oggi la 19enne trova il coraggio di denunciare, dice, per evitare che ci siano altre vittime. Stop alle analisi cliniche in Sicilia, esauriti i tetti di spesa, scatta la serrata dei laboratori. La protesta a Palermo dice appunto non possiamo andare avanti così. A Catania saliamo sul treno diretto a Palermo, la tratta su 2 binari solo per un tratto del viaggio che dura 3 ore. L'alta velocità in Sicilia è ancora lontana. Servizi sociali e tutela dei minori nel quartiere di San Nullo a Catania, inaugurato un polo di ascolto per la famiglia. Teatro, il maestro del trasformismo Arturo Brachetti a Catania con un nuovo spettacolo, Tadà, storia di varietà. Calcio, il Catania al lavoro per la trasferta di sabato a Picerno. L'infortunio di Cicerelli costringe il tecnico toscano a trovare soluzioni alternative. Grella in un messaggio ai tifosi: abbiamo creato un gruppo forte capace di reagire ai momenti di difficoltà. Eccoci, buonasera. Beni per 2,5 milioni di euro sono stati sequestrati all'ex rettore di Messina Salvatore Cuzzocrea, indagato per plurimi reati di peculato. L'inchiesta avverte su un uso privato dei fondi dell'Ateneo e su rimborsi di spesa non collegati con le attività di ricerca. Fra queste anche l'utilizzo di fondi appunto per partecipare a concorsi ippici. Sentiamo Orazio Longo. La procura di Messina aveva chiesto i domiciliari contestando plurimi episodi di peculato all'ex rettore Salvatore Cuzzocrea, ma il giudice per le indagini preliminari non ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari. È lungo oltre 700 pagine il decreto con cui il GIP ha disposto il sequestro di beni per un valore stimato di 1.600.000 euro, eseguito dalla Guardia di Finanza, più altri 800.000 euro erotti, fermati con provvedimento d'urgenza della procura. Le indagini ruotano attorno a quello che sarebbe stato, secondo gli inquirenti, un sofisticato meccanismo attraverso il quale l'ex rettore, in qualità di pubblico ufficiale e responsabile scientifico di progetti di ricerca, avrebbe goduto di somme di denaro utilizzando ai fini di rimborso spese documentazione contabile artefatta o non inerente ai medesimi progetti. Fra le varie irregolarità contestate anche la presentazione di scontrini fiscali relativi ad acquisti effettuati per spese personali o la richiesta di rimborso di missioni effettuate per presunte attività di ricerca ma risultate coincidenti con la presenza dell'ex rettore a eventi ippici, mentre acquisti avrebbero riguardato materiali non collegati all'attività di ricerca ma a beneficio di un'azienda agricola riconducibile all'ex rettore. Indagini sono state eseguite anche su fatture emesse all'estero. Cuzzocrea, assieme all'ex direttore generale dell'Ateneo e a 4 imprenditori, è a processo per irregolarità nella gestione degli appalti, delle forniture e dei servizi per l'Ateneo. L'università è parte civile. Ferma restando la presunzione di non colpevolezza, confermo la massima collaborazione dell'Ateneo per ogni eventuale richiesta, dice l'attuale rettrice Giovanna Spatari. Adesso ad Aragona, in provincia di Agrigento, una ragazza che oggi ha 19 anni ha trovato il coraggio di raccontare pubblicamente lo stupro subito nel suo paese quando ne aveva appena 11. La storia quindi della battaglia giudiziaria che insieme alla madre ha portato alla condanna dei responsabili. Sentiamo Davide Sardo. Io sono stata vittima di violenza sessuale nel ormai lontano maggio 2015 e avevo solamente 11 anni, quindi oltre che vittima di violenza sessuale sono stata vittima di pedofilia e questo mi ha profondamente turbata. Ovviamente un evento del genere può solamente cambiarti la vita. Una storia di dolore ma soprattutto di coraggio. Ad Aragona, durante l'incontro dedicato alla giornata contro la violenza sulle donne, Gloria, una ragazza del paese, ha trovato la forza di raccontare lo stupro subito proprio ad Aragona anni fa. Una ferita profonda che non ha però spezzato la sua volontà di reagire, denunciando i suoi stupratori e affrontando fino in fondo il percorso di giustizia. Io e mia mamma abbiamo denunciato. Ricordo che non è stata per me una scelta facile allora, d'altronde ero solamente una bambina, però ricordo di averlo fatto non soltanto per proteggere me stessa e chiedere giustizia, ma anche per evitare che ci fossero altre eventuali vittime là fuori. Io non sono stata l'ultima, purtroppo non lo sarò,
e per fermare tutto questo, per evitare che molte altre bambine, molte altre donne soffrino, è importante lottare, è importante gridare, urlare a gran voce e non avere paura, non nascondersi dietro la vergogna. Vergognarsi non dobbiamo essere noi vittime, ma solamente chi ci ha stuprato e chi ci ha fatto del male. Oggi Gloria guarda avanti, la sua testimonianza diventa un appello a tutte le donne, non a rimanere sole, chiedere aiuto e denunciare, perché il coraggio di una può aprire la strada al coraggio di tutte. E nel trapanese allarme reati da codice rosso, in modo particolare quelli legati al maltrattamento in ambito familiare, non solo ai danni delle donne ma anche dei genitori. Un reato questo legato all'uso degli stupefacenti. Sentiamo Laura Spanò. Le leggi ci sono ma non basta, nonostante l'introduzione del cosiddetto codice rosso con il quale si pensava di risolvere in qualche modo il problema della violenza di genere in provincia di Trapani. I numeri mostrano un aumento di questi crimini. Non siamo riusciti ad assimilare quello che la Costituzione dice, cioè la creazione di un rapporto di eguaglianza. L'aumento che è legato da un lato senz'altro anche a un maggior numero di denunce che arrivano, che vengono presentate presso gli uffici, a una presenza nel territorio da parte delle forze dell'ordine che controllano e intervengono spesso in quanto c'è un allarme, in quanto c'è una segnalazione. Tra i reati allarmanti quello del maltrattamento sulle donne, sui genitori, come dice lo stesso procuratore Paci. La gran parte, se non tutti i casi di maltrattamento che abbiamo sono collegati a vicende legati ai rapporti di coppia, sia tra coniugi, sia tra conviventi, tra ex conviventi, ex coniugi in fase di separazione. Adesso dei nuovi reati di cui stiamo prendendo consapevolezza, che riguardano per esempio sempre all'interno della famiglia i reati collegati all'uso degli stupefacenti. Trapani per esempio si è notevolmente aggravata la questione che riguarda l'uso delle sostanze stupefacenti da parte soprattutto tra i giovani, e questo ha per esempio una ripercussione in una nuova figura di reato che è la violenza commessa nei confronti dei genitori per procurarsi la sostanza stupefacente. I reati racchiusi nella cosiddetta violenza di genere sono crimini che ormai non si possono contestualizzare però ad una sola determinata fascia di popolazione, ma investe tutti. Stop alle analisi cliniche in Sicilia, esauriti i tetti di spesa. Da oggi la serrata dei laboratori, la protesta a Piazza Indipendenza a Palermo, dove i manifestanti hanno detto non possiamo andare avanti così. Sentiamo Marco Gullà. Tetti di spesa esauriti, ma soprattutto dialogo fra istituzioni e sigle dei convenzionati ritenuto insufficiente dai laboratori di analisi. Da oggi è stop alle analisi cliniche gratuite in tutta la Sicilia e davanti il governo regionale a Palermo scoppia la protesta. Da parecchi anni il budget assegnato viene assegnato a fine anno, ancora oggi al 26 di novembre noi non abbiamo budget, nonostante che avessimo concluso a maggio una concertazione. L'assessore poi aveva preso 2 mesi di tempo per fare il decreto, poi il decreto l'ho esitato a luglio, da allora 4-5 circolari che hanno confuso pure le ASP e in realtà siamo come sempre a dare prestazioni che poi alla fine non ci vengono pagate. Laboratori di analisi e ambulatori convenzionati non eseguiranno più quelle prestazioni erogate con la ricetta a partire dalla giornata di oggi. Nei nuovi contratti ci intimano di non spendere un euro in più, di non erogare una prestazione in più, e noi siamo costretti a mandare via i pazienti, che bisogna essere medici per capire quanto è profonda questa ferita per noi. E poi le liste d'attesa che non si riescono ad abbattere tra i temi della protesta odierna. La crisi sanitaria regionale, ma possiamo dire nazionale, determina una lunghezza nelle prenotazioni a discapito delle visite anche urgenti dei consumatori, degli utenti, che si vedono importanti esami diagnostici da fare in maniera preventiva con liste di attesa di 1 anno.
Si deve ritenere che il ricorso non dimostra la sussistenza di tutti gli elementi dei reati contestati, è quanto sostiene la Procura Generale della Cassazione sul ricorso presentato dalla Procura di Palermo contro l'assoluzione di Matteo Salvini per il caso Open Arms nel processo per il sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio. Secondo l'accusa, l'allora ministro Salvini aveva illegittimamente negato a un gruppo di migranti soccorsi in mare dalla Open Arms di sbarcare a Lampedusa nell'agosto del 2019. Dopo il raddoppio di un tratto di binario è tornato il collegamento ferroviario sulla tratta Catania-Palermo e noi l'abbiamo provato. L'alta velocità comunque in Sicilia è ancora lontana. Ci racconta tutto Lorena Dolci. Eccoci sul treno diretti a Palermo. Dopo 2 anni e 7 mesi torna la tratta ferroviaria sospesa nel 2023 per l'apertura di un cantiere e riaperte il 3 novembre scorso. Si parte alle 9:32, puntuali. Stiamo passando sui 38 chilometri a doppio binario nuovi di zecca, da Bicocca a Catena Nuova. 7 anni di lavoro, 600 milioni di spesa. Vari interventi tra gallerie e cavalcavia hanno consentito di eliminare i 14 passaggi a livello esistenti. Un importante tassello nell'avvicinare le 2 più grandi città della Sicilia, Palermo e Catania, ma non pensate al Frecciarossa che collega Roma a Milano a 300 km all'ora. Rimarrete delusi. In Sicilia parliamo di alta capacità, quindi la possibilità, avendo 2 binari, un binario per direzione, di poter veicolare più treni lungo la linea. In questo momento stiamo andando a 140 con punte di 150 km orari. Oggi abbiamo treni con velocità massima come questo a 160 km orari. Bisognerà aspettare i nuovi mezzi per poter sfruttare al massimo le potenzialità di questa linea. Restano da completare ancora 140 km da doppio binario da realizzare entro il 2030, quando ha annunciato il ministro Salvini per Catania a Palermo basteranno 2 ore. Ho preferito prendere il treno perché credo che rispetto al pullman sia più comodo. Catania a Palermo in 3 ore come le sembra? Esagerata. Eccoci arrivati a Palermo, sono le 12:29, come previsto abbiamo impiegato 2 ore e 57 minuti per percorrere questi 242 chilometri. Nel confronto con l'autobus vince il gommato, non tanto sul tempo che sotto 3 ore, sui costi 14 euro il bus contro 17,20 euro del treno e soprattutto per il numero di corse, meno di 10 al giorno per il treno contro 1 ogni ora o più per gli autobus. Servizi sociali e tutela dei minori nel quartiere di San Nullo a Catania ha inaugurato un polo di ascolto per la famiglia. Tonino De Mana. La persona e la famiglia come nucleo fondante della comunità, un polo capace di offrire percorsi a sostegno della tutela dei minori e a supporto della bigenitorialità. Catania è capofila di un progetto che racchiude anche i comuni di Mister Bianco e Motta Sant'Anastasia, compresi nel cosiddetto distretto sociosanitario 16. Taglio del nastro alla presenza del sindaco Tarantino e prima uscita ufficiale per il neoassessore Spoto. È un polo fondamentale soprattutto all'interno di un territorio complesso. Questo è stato voluto fortemente dall'amministrazione Trantino e dal precedente assessore Bruno Brucchieri, proprio per cercare di non lasciare nessuno indietro. La famiglia è un elemento fondante della comunità, deve essere sostenuta soprattutto nei momenti di fragilità. Parola a chi lavora sul campo da anni, come la cooperativa Prospettiva, che può contare adesso su rinnovati spazi. Quindi siamo riusciti ad ampliare l'offerta dei servizi e ad integrare, oltre allo spazio neutro, uno sportello di ascolto per le famiglie, dove appunto le coppie genitoriali, anche al di là di quelle che possono essere separazioni conflittuali o momenti di particolare difficoltà, ritrovano uno spazio in cui confrontarsi con gli operatori e riuscire poi a gestire fuori dal servizio appunto tutte le dinamiche difficili che a volte si presentano in ambito familiare. La struttura di via Fiorita 7 a San Nullo diventa così un polo di riferimento per i servizi sociali in grado di ospitare ed accompagnare nuclei familiari che versano in condizioni di fragilità.
Nuovi messaggi truffa segnalati agli uffici dell'ASP di Catania dagli utenti che hanno riferito di aver ricevuto SMS e comunicazione tramite app di messaggistica da numeri che si presentano falsamente come il centro unico prenotazione dell'azienda sanitaria provinciale. L'ASP pertanto invita a non cliccare su link contenuti nei messaggi, non richiamare i numeri indicati e non fornire informazioni personali o sensibili. Ci fermiamo una breve pausa, poi una iniziativa editoriale che fa e stimola una riflessione sulla nostra vita. Solo i morti risorgono è il titolo del libro pubblicato dalla collega Adelaide Barbagallo e da Don Salvatore Bucolo, l'esperienza della morte intesa non solo in senso letterale, la forza anche per sperimentare invece la risurrezione. Il libro prende spunto dalla trasmissione Parliamone in onda su Telecolor e Antenna Sicilia. Orazio Longo. Storie concrete, vere, testimonianze di chi ha sperimentato il dramma sprofondando nell'abisso per poi rialzarsi con la forza della fede. Solo i morti risorgono è il titolo del libro scritto da Adelaide Barbagallo, giornalista, volto del TG Sicilia 24, e da Don Salvatore Bucolo. Storie legate all'esperienza della morte ma non in senso letterale, semmai in un contesto avvolto dalle sfumature dell'animo umano, passando dal dolore per la scomparsa di un figlio a quello di una diagnosi terribile, a un tradimento. Situazioni che possono portare al rancore, al chiudersi, alla disperazione. Il libro prende spunto dalla trasmissione Parliamone in onda su Telecolor e Antenna Sicilia. È un libro che vuole dare speranza a chi lo legge, speranza a chi in questo momento magari sta vivendo un momento di buio, di dubbio, un dramma personale. In un dialogo tra Sacra Scrittura e testimonianze che si dipana in 21 storie attraverso chi nelle avversità ha trovato occasione di risurrezione. Abbiamo scelte quelle che magari sono più pregnanti, più forti e che in ogni caso sono storie in cui tutti ci possiamo specchiare realmente. Un'operazione giornalistica che ha qualcosa di profetico, ha commentato l'arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna. Cos'è la profezia, ha detto, se non far intravedere Dio presente nel mondo e il futuro di salvezza che ci ha preparato. Adesso il teatro, il maestro mondiale del trasformismo Arturo Brachetti arriva a Catania per 3 serate evento con un nuovo spettacolo Tadà, Storie di varietà, in cui Brachetti ripercorre la storia del varietà dalla commedia dell'arte a TikTok. Luca Ciliberti. Si dice che il varietà sia morto, ma il varietà non muore mai perché è nel nostro DNA. Adesso sono diventati social, no? I contenuti di 1 minuto che uno sfoglia con una grande varietà di immagini, sempre con gli stessi argomenti: sesso, spirito, sogno. Un excursus della storia del varietà, dalla commedia dell'arte fino ai giorni nostri, tra aneddoti, memoria popolare, musica e immagini. Arturo Brachetti arriva a Catania con un nuovo spettacolo che ripercorre 150 anni di varietà in modo intimo ma anche sorprendente. Il primo appuntamento è per questa sera al Teatro Ambasciatori di Catania. Si replica domani e venerdì 28. Soffermandomi soprattutto nel Novecento, con dei numerini, delle personificazioni, quindi farò Gastone, il Petomane, delle canzoncine Paolo Poli, le canzoncine anche porcellose, quelle di sicuro ci sono perché il varietà era la patria della libertà di parola. Allora, chi l'ha ammazzato? Ma tutto quelle che sono. Un racconto vivo, costruito tra i bauli, il pianoforte, oggetti iconici e proiezioni. Io sono nato nel varietà, io ho fatto un'audizione per Macario, penso nell'81, e poi sono andato a Parigi con le mie valigie e sono nato artisticamente nel varietà. Un viaggio teatrale che inaugura la 13ª edizione di Palco Off, rassegna dedicata al teatro contemporaneo e indipendente. È la vocazione della nostra rassegna che getta il cuore oltre l'ostacolo, proponendo una stagione divisa in 2 sezioni, una di ovvero di spettacoli off che erano fringe un tempo ma che sono entrati nel grande circuito, come Baccalà con cui abbiamo debuttato, Brachetti che è il maestro del trasformismo ma è off a tutti gli effetti. Breve pausa e poi la pagina del calcio con gli impegni che attendono Catania e Palermo. Eccoci al calcio, domani la conferenza stampa dell'allenatore del Catania, Domenico Toscano, che anche oggi ha lavorato sulle ipotesi di formazioni per sostituire l'infortunato Cicerelli. Quaini può essere considerato l'ago della bilancia delle scelte del tecnico. Francesco Triolo.
Il grave infortunio di Emanuele Ciccerelli è stata una mazzata per il Catania, per Toscano che perde uno dei giocatori più in forma, ma anche per il gruppo che aveva trovato quel leader in campo a cui aggrapparsi. Come è stato per Aloi, Chilafi e Ierardi, la compattezza della squadra si vede anche nel momento più difficile per un compagno. Noi abbiamo fatto un grandissimo lavoro in estate per costruire una squadra, un gruppo forte, che anche nei momenti di difficoltà sa come lavorare insieme per portare questo club sempre in avanti. Toscano deve trovare nuove soluzioni, quindi, e anche stamattina la squadra ha lavorato secondo le indicazioni del tecnico per capire sul campo l'ipotesi più praticabile. Il tassello più importante, l'ago della bilancia delle scelte del tecnico, può essere Alessandro Quaini, rientrato dalla squalifica dopo aver scontato il turno di stop, può mettere a disposizione la sua duttilità. Domenica scorsa in mezzo al campo c'era la coppia di Tacchio-Corbari, adesso sarà interessante vedere se Quaini tornerà a prendere il proprio posto in mediana al posto di Corbari oppure schierato in difesa come braccetto destro preferito ad Allegretto, che da ex di turno scalpita per giocare a Picerno e contro il Latina ha dimostrato di essere sul pezzo. Proprio per questo potrebbe anche essere riconfermato, visto anche le assenze di Pieraccini e Ierardi. E il dubbio maggiore che Toscano si porta dietro. Domani il tecnico parlerà in conferenza stampa anticipata di un giorno, così da permettere rifinitura e partenza immediata del gruppo nella mattinata di venerdì. E il Palermo al lavoro per la gara di sabato al Barbera contro la Carrarese. Inzaghi valuta novità di formazione. Marco Gullà. 5 partite alla fine del 2025, 5 partite che possono cambiare l'itinerario del Palermo. Rosanero senza bussola e con una crisi di identità. Il pari con Lentella ha ulteriormente amplificato i problemi della squadra di Inzaghi. 5 gare però decisive in cui i rosanero hanno il dovere di dare finalmente un senso a questo girone d'andata e provare a ridurre il gap di 6 punti dal Modena, attualmente secondo in classifica. Sabato al Barbera arriva la Carrarese, partita alla portata della banda di Inzaghi. Ci saranno novità. In avanti, assieme a Poyampalo, dovrebbe toccare a Brunori, che contro Lentella è rimasto in panchina. In cerca di riscatto, il capitano rosanero è andato a segno una sola volta in questo campionato. A centrocampo, scontata la squalifica, dovrebbe toccare a Ranocchia a riprendere in mano i fili della manovra. Pochi biglietti venduti, i tifosi rosanero sono scoraggiati dagli ultimi risultati. È tutto per questa edizione, grazie per l'attenzione e buona serata.